veneto protagonista di un pezzo di storia dell'automobile con Sergio Monti, che oltre ad essere stato un affermato industriale nel settore dell'abbigliamento, è stato un attivo gentleman driver degli anni 50. Ha preferito restare sempre nelle piccole cilindrate, anche se le sue doti di guida evidenziavano una maturità ed esperienza adatta anche a grosse vetture. Usava quasi sempre le leggere Stanguellini 750 Sport, con le quali colse innumerevoli vittorie di categoria. Da sottolineare un primo assoluto, sempre con la piccola Stanguellini 750, alla Coppa del Pasubio del 1954, quando lasciò a 4 secondi la Maserati 2000 Sport di Lampertico e a 6 secondi l'Aurelia GT 2005 di Eugenio Lubitsch. Alla Coppa d'Oro delle Dolomiti, che è stata la sua gara preferita, vinse la categoria Sport 750 nel 1952, nel 1953 con un'ora di vantaggio sul secondo classificato e nel 1954. Si ritirò invece per un guasto meccanico nel 1955. Nell'edizione del 1952 scrisse una pagina eccezionale nella corsa sulle Dolomiti. Dopo i passi Falzarego, Rolle e Pordoi, a Fiera di Primiero, circa a metà percorso, risultò secondo assoluto davanti a molte Ferrari, Maserati ed altre vetture di cilindrate 3-4 volte superiori. Poi gli allunghi a Feltre e a Belluno ridimensionarono logicamente questa prestazione, ma terminò comunque 11° assoluto, con la piccola 750 infilata fra auto di cilindrata maggiore. La sua ultima gloriosa Stanguellini si può ammirare qui ora al Museo dell'Automobile Bonfanti Weimar, affidata all'ente bassanese della famiglia Monti, assieme al casco, coppe e trofei.